Luigi Papa, buongiorno. Buongiorno. In arte Gigino Mandolino. Diciamo che è facile capire dove andiamo con questo nome e stamattina con te ricordiamo Renato Carosone. Però prima partiamo da una canzone. Se per te va bene? Per me va bene. Che la là? Sì, che la là. Che la là, Gigino Mandolino. S'amore mi teneva incatenato, ho detto basta e mi sono liberato. Ma pare che turchino cielo, ma pare che lucendo sole, e sto cantando la felicità. Che la là, la ricena che mi vola. Se crede che mi faccio san camera, se crede che mi faccio che poi mi spara. Che la là, non sape che piacere che mi fa. Ma la pinata più bella è se della restata. Che la là, che la là, che la là. Mi ha mandato un biglietto, papigliero portiere dell'inverno. Mi scrive che non è felice e che come vorrei fare pace, ma io mi sto gustando la libertà. Gigino Mandolino, Luigi Papa, grazie. In studio con noi per celebrare un grande che ricordiamo domani appunto sarebbe l'anniversario, sarà l'anniversario di quando ci ha lasciato naturalmente il grande Carosone, le cui canzoni, la cui musica, la cui arte, diciamo in senso un po' più ampio, continua a arrivare. Consideriamo che è un uomo che è nato nel 1920, insomma ci avrebbe più di 100 anni se fosse ancora vivo, eppure certe cose, e ne sei testimone tu quest'oggi con la tua di arte, certe canzoni, certe musiche, certa arte non muore mai. No, non muore mai per il contributo che Carosone ha dato alla canzone italiana, sebbene comunque lui portasse sempre dei personaggi napoletani all'interno delle sue canzoni. Alla fine ha contribuito a questa rivoluzione che è nata negli anni 50, laddove erano composti le canzoni italiane per lo più da canzoni sussurrate, madre che languivano trepide attese, canti per la patria, amori iettatissimi, questo genere di cose qua. E di conseguenza arrivò lui e cambiò tutta questa forma. Questo in qualche modo gli venne da un'esperienza che lui fece non proprio a Napoli, ma fece in Africa. Perché lui ha sempre avuto questo cuore di voler cambiare le cose, perché lui riteneva che aggiungendo qualcosa alla canzone napoletana stessa con questo poteva avere un risultato migliore. E lui così fece, perché dopo gli anni di esperienza che fece in Africa con gli alleati, sentendo i dischi, il boogie woogie, il rock, le impennate del jazz e il blues, quando ritornò a Napoli, dopo 9 anni, si rese conto che non era cambiato niente. Vedeva gli americani, le gomme americane, i pantaloni americani, le sigarette americane, ma la musica era rimasta la stessa. E questo, insomma, lo colpì, al che lui decise proprio con alcune canzoni, incominciò a fare, diciamo, delle, tra virgolette, parodie, diciamo così, no? All'epoca c'erano canzoni molto tristi, come per esempio, faccio un esempio, E la barca tornò sola. Cioè, più triste di questa non c'è. Che a prima mattina. Che cosa fece lui? Che cosa fece lui? E la barca tornò sola e a me che me ne importa. Incominciò a creare con questa ironia, quindi le persone si accorsero
di questa verve di Renato Carosone, finché questa verve non diventò proprio un teatro. E questo teatro lui lo inserì nelle sue canzoni. Lui era all'insegna del bizzarro, ecco, questo è il termine con cui... Cioè lui suonava il rock, ma se la svitata la faceva il mandolino, se il sassofonista si metteva in bocca contemporaneamente anche il clarinetto e li suonava tutte e due, se lui stesso che era pianista suonava l'ocarina. Cioè questo genere di cose qua lui amava. Perché? Perché trasformava la canzone. E guarda... Mettere un ritmo di boogie woogie sotto Sole Mio, per esempio, nessuno ci aveva mai pensato. Eppure ci è riuscito, e se ne parliamo ancora oggi vuol dire che, devo dire, il risultato è riuscito. Prima hai citato un po' di cose che sono cambiate, tra i soldi per le sigarette, ovvero quelle Camel, ne parliamo dopo con un'altra esibizione, ma tra poco racconteremo anche Carosone nel cinema e soprattutto Maria nell'arte. A dopo, pubblicità.